L'accordo tra Unione Europea e USA sui dazi al 15% scongiura rischi peggiori, ma le aziende venete restano in allarme e servono misure di compensazione. Una multinazionale americana dei cosmetici usava la denominazione Prosecco per alcuni prodotti. Una sentenza della Corte regionale di Varsavia accerta la violazione. Non oso immaginare una lista Zaia fuori dal centrodestra, le parole del governatore in quello che sembra un avvertimento al tavolo del centrodestra che sarà convocato tra domani e mercoledì. Giallo di Vidori, i genitori di Alex Marangoni al contrattacco preparano una querela contro ignoti a cui si aggiunge una richiesta risarcitoria per la morte del figlio. Valdobbiadene sconvolta per la morte di Emanuele Spada. Sulla benna dell'escavatore che lo ha schiacciato c'era la carcassa di un animale, forse un cinghiale, voleva interrarlo, il peso potrebbe aver sbilanciato in mezzo. Momenti di panico a Rosolina Mara per una tromba d'aria che ha sfiorato i litorali della località, il video del fenomeno che fortunatamente si è esaurito al largo. Mondiali di nuoto, il campione vicentino Thomas Ceccon sale di nuovo sul podio, bronzo nei 50 farfalle, il migliore record italiano e vola in finale nei 100 dorso. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari, dunque questi titoli. E dunque l'avete sentito dai titoli, l'accordo tra Unione Europea e USA sui dazi al 15% scongiura rischi peggiori, ma comunque va a creare un forte impatto sull'economia dei territori vocati all'export come il Veneto. Le imprese chiedono misure di compensazione. Dopo mesi di discussioni, l'accordo sui dazi USA al 15% mette fine all'incertezza e al rischio di tasse doganali al 30% dal 1 agosto, ma non sopisce i timori per il futuro delle imprese, soprattutto quelle che esportano. Dazi al 15% per le merci esportate negli Stati Uniti dall'Unione Europea sono comunque il triplo rispetto ai dazi medi dell'era pre-Trump, fissati al 4,8%, a maggior ragione per un'area produttiva strategica per l'export italiano come il Veneto, di qui le richieste delle categorie economiche. L'Europa deve continuare a negoziare perché sarà complicato anche comprendere tra soglie minime ed esenzioni quali prodotti potranno essere meno impattati o esentati dalla misura. È chiaro che per tutti i prodotti rimanenti bisognerà pensare a delle misure di bilanciamento rispetto a una penalizzazione del più grande mercato overseas per la nostra regione. Preoccupazione anche da parte delle imprese artigiane su un totale di oltre 64 miliardi di euro di Made in Italy esportati negli Stati Uniti, riporta una nota di Confartigianato regionale, l'11,1% porta al marchio Made in Veneto, cosa che rende ancor più urgente un'azione politica decisa a tutela delle micro e piccole imprese artigiane, anche perché si rischia l'effetto domino su tutta una serie di aziende che non esportano direttamente negli USA, ma ad esempio realizzano componenti per filiere più complesse, come ad esempio l'automotive, che successivamente finiscono nel mercato americano, e cercare altri sbocchi non è cosa che si realizza dalla mattina alla sera. Le imprese, non tutte, anzi probabilmente molto poche, sono organizzate finanziariamente ed economicamente per sopportare eventuali cali di richiesta dovuta ai dazi. È chiaro che gli interventi che deve fare l'Unione Europea e lo Stato italiano è quello di cercare di sopperire in questo momento con azioni di, mi viene in mente la defiscalizzazione, l'accesso al credito, insomma misure che possano far sì che l'azienda superi questo momento fin tanto che le cose cambiano, ad esempio negli USA, oppure si riaprono nuovi mercati. Emblematico l'esempio della provincia di Treviso, seconda in Veneto per l'export verso gli Stati Uniti. Il mercato USA pesa per 1/10 del totale, quindi è un mercato importante. Tanto per dare un'idea, fatti 15 miliardi in marca trevigiana dell'export, l'export USA pesa 1,3 miliardi, 1,4 miliardi.
Con una sentenza emessa l'11 giugno dalla Corte regionale di Varsavia è stata riconosciuta la violazione della denominazione Prosecco in Polonia sui prodotti cosmetici di una nota multinazionale statunitense attiva sul mercato locale tramite un distributore. Il giudizio di merito si è concluso in primo grado con una decisione favorevole. 3 consorzi di tutela rappresentati in giudizio dalla DOC Prosecco che ne dà notizia. Questa sentenza conferma dunque il divieto d'uso della denominazione per contraddistinguere e promuovere prodotti da corpo anche sulle confezioni online. Per i presidenti delle associazioni questa azione segna un precedente significativo per la tutela delle indicazioni geografiche a livello europeo. Infatti osservano il riconoscimento di una violazione della denominazione Prosecco in una categoria merceologica lontana dal vino non è un esito scontato. Siamo alla politica, non oso immaginare una lista Zaia fuori dal centrodestra, dice il governatore, in quello che sembra un avvertimento al tavolo del centrodestra che sarà nuovamente convocato tra domani e mercoledì. Se il centrodestra non accetta la lista Zaia non può essere presentata perché deve avere una firma di accettazione da parte del candidato presidente. Questo lo spieghiamo perché c'è qualcuno che è convinto che a prescindere uno possa fare una lista civica e salire sul treno. Non funziona così. E quindi se il centrodestra dice di no, se non c'è questa firma, c'è il rischio che la lista Zaia vada al di fuori del centrodestra, corra fuori dal centrodestra. Ma guardi, io non voglio neanche commensurare questa ipotesi. Penso che ci siano i tempi e la maturità per fare una valutazione seria, di continuare come si è sempre fatto. Questa è una civica che mi segue da quando ero in provincia e non ha, ripeto, non è un soggetto politico. Non vuole nemmeno immaginare una lista Zaia fuori dal centrodestra, Luca Zaia, ma non volerlo immaginare in politica non significa automaticamente escluderlo, e questo nelle ore in cui il forzista Antonio Tajani dice che la lista Zaia non è una buona idea e il leghista Matteo Salvini parla di mera discussione giornalistica. Sullo sfondo l'imminente tavolo del centrodestra chiamato a sciogliere il nodo regionali, candidato presidente in testa, il terzo tavolo in 10 giorni. Penso che siamo ancora al riscaldamento a bordo campo. Quando si inizierà a parlare sul serio è ovvio che io porrò la questione di una lista Zaia, che è un fatto di rispetto e di sensibilità nei confronti di una grande parte dell'elettorato che altrimenti rischia di non andare a votare. Insomma, Zaia a Castelfranco per la nuova radiologia dello IOV non molla e anzi rilancia. Con lui si schiera buona parte dei colonnelli. Io però credo sia un errore madornale rinunciare alla lista Zaia, perché è un patrimonio di consensi che abbiamo in Veneto grazie al lavoro che il presidente Zaia ha fatto. Una discussione che per il centro-sinistra, a partire dal segretario Dem Andrea Martella, significa solo una cosa: che sul Veneto decide Roma, alla faccia dell'autonomia. Sorprende assistere a questo teatrino per cui la vera autonomia non esiste, ma la si subisce da una cena di non veneti che decideranno il nome del candidato di centrodestra. C'è poi l'altro nodo, quello della data delle regionali. Zaia crede ancora in una sorta di election day, escluse Marche e Valle d'Aosta, dove si voterà a fine settembre. Sento gli altri colleghi che comunque sono in linea per trovare una data comune. A questo punto daremo vita a una sorta di election day de casa nostra, no? Ce la faremo noi. Continuiamo con la cronaca e con la morte di Alex Marangon, querela e richiesta di risarcimento dalla famiglia. Nel diario di Alex, l'amore per la natura e i sogni da realizzare, l'avvocato Tigani, nessun cenno ad un gesto estremo. I risultati degli esami tossicologici, il diario, le sue frasi, i sogni di Alex Marangon ed una verità che la famiglia grida ormai da oltre un anno. Alex non si è ucciso, così l'avvocato Tigani ha annunciato la decisione della famiglia. È una denuncia querela che vogliamo depositare, con la quale una parte privata, quindi i eredi, i genitori, la sorella di Alex, chiedono loro stessi la punizione di eventuali responsabili
per la morte dell'amato Alex, come scrivevo, come dicevo. Parallelamente alla questione penale verrà portata avanti anche quella civilistica. L'ipotesi è la richiesta risarcitoria in ordine alle responsabilità per la morte del 25enne trovato senza vita il 2 luglio 2024 a Ciano del Montello. La famiglia, che ha potuto riavere il diario di Alex, ha letto le frasi del figlio di quella sera. Niente fa pensare ad un gesto estremo, ha precisato l'avvocato Tigani. Questa è fantascienza. Poi è tornato a parlare dei traumi riscontrati sul corpo del giovane, lesioni da colluttazione. Le cause, quelle, dice, spettano agli investigatori. Di certo la concentrazione di ayahuasca nel sangue di Alex era molto elevata e sintomo di una imminente, come dire, di un'assunzione di poco prima del fatto. Va anche detto che tutte le sostanze di cui è composta l'ayahuasca sono tabellate. Una cosa è certa, quelle droghe nell'abbazia di Vidor sono state portate. Di certo le responsabilità ci sono, non è un fatto di certo accidentale, con la prudenza che connota sempre il nostro modo di agire, cercheremo di dare il nostro contributo anche con la presentazione di una denuncia. Nel diario di Alex la ricerca di se stesso, i sogni di progetti da realizzare e poi quella parola scritta più volte, l'amore per la vita. Rimaniamo nel Trevigiano, grande impressione nella comunità di Gui e di Valdobbiadene per la morte di Emanuele Spada, il 55enne viticoltore travolto sabato sera dall'escavatore che stava manovrando per sotterrare la carcassa di un animale, probabilmente un cinghiale. Sarebbe con tutta probabilità questa carcassa di animale, presumibilmente un cinghiale, ad aver causato la morte di Emanuele Spada, 55enne viticoltore delle Colline Unesco. Sulla dinamica dell'accaduto stanno operando i tecnici dello Spisal per quello che tecnicamente sarebbe stato un incidente sul lavoro. L'uomo verso le 19 di sabato sarebbe salito tra le sue vigne lungo la strada Torte nella zona più alta a nord di Guia. Poi si sarebbe messo alla guida del suo escavatore, normalmente utilizzato per la manutenzione dei ciglioni, e si sarebbe recato in questo punto a ridosso della boscaglia per scavare questa buca. Infine avrebbe legato la carcassa alla benna per calarla all'interno del foro, ma il peso dell'animale avrebbe sbilanciato il mezzo, che è precipitato lungo la riva dopo essere scivolato sul fondo del viottolo reso viscido dalla pioggia. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato tra il posto guida e una ceppaia e nulla ha potuto fare la barra proteggi ribaltamento finita tra i rami. Così Emanuele Spada è rimasto per tutta la notte di sabato e gran parte della giornata di domenica, fino a quando la sorella Maricla, non vedendolo rientrare nella casa di famiglia ai confini di Guia e non riuscendo a contattarlo al telefono, verso le 18 si è recata fin quassù scoprendo la tragedia. Subito sul posto si sono recati i pompieri con i sanitari del SUEM che hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo. Emanuele Spada viene ricordato così da chi l'ha conosciuto. Una persona che faceva parte della compagnia, sai, una volta le compagnie si ritrovavano tutte insieme, andavano in giro a far festa, molto spiritoso, tranquillo e dopo non si sa, negli ultimi anni lo frequentavano molto meno, si era un po' forse rinchiuso nel suo mondo e quindi lo vedevamo poco, insomma, qui a girare. Parliamo ora del maltempo, momenti di panico a Rosolina Mare, come testimoniato dal video pubblicato sulla pagina Facebook 6 di Rosolina Mare Se, con le immagini di una tromba marina che ha destato preoccupazione nella località balneare. Fortunatamente, come confermato dal sindaco Michele Grossato, il fenomeno, come accade in questi casi, si è esaurito in mare. Il maltempo ha comunque battuto la zona fin dalla nottata, come altre località del Veneto. È proprio una violenta grandinata ha colpito il Vicentino a macchia di leopardo, danni subiti nel Basso Vicentino tra Noventa e Poiana Maggiore, dove ad avere la peggio sono state le piantagioni di tabacco completamente distrutte, ma anche mais, soia e vigneti hanno subito danni. I chicchi della grandine precipitati nella notte nelle campagne di Poiana Maggiore e Noventa Vicentina sono ancora presenti ad oltre 15 ore dal violentissimo temporale che si è scatenato anche nella provincia berica. Il maltempo con raffiche di vento e bombe d'acqua ha colpito a macchia di leopardo da nord a sud del territorio vicentino a causa del repentino abbassamento delle temperature dopo la calura delle scorse settimane. Ancora una volta ovviamente di questi fenomeni ne avremo sempre più spesso grazie al contributo del surriscaldamento
globale, le temperature sono sempre più alte, sempre più energia in gioco e questi sono i fenomeni, i risultati che vediamo. Grandinate furiose, forti raffiche di vento. Colpite soprattutto le coltivazioni orticole, il mais, il tabacco, i vitigni. Le rilevazioni dei danni oscillano dal 30 al 70% della produzione. Avevamo sulle 70.000 piante di pomodori da fare sugo e è rimasto più niente. E oltretutto anche delle zucchine, quelle striate, ne avevamo circa sui 30-40.000 piantine, insomma. E adesso? E adesso non c'è più niente. Il cambiamento climatico anche in questa zona è evidente, perché l'anno scorso ci siamo ritrovati qua con la tua collega e qua eravamo allagati, avevamo 1 metro d'acqua che a ricordo dei nostri anziani non c'era mai stato. Adesso si comincia con la grandine dopo un anno, fare impresa in questa zona comincia a diventare un po' problematico. Il campo di mais ai miei spalle ha un danno del circa sopra il 50%. E quindi mi troverò a dover acquistare nel mercato una quantità di mais importante. La situazione drammatica scoraggia chi si ostina comunque a fare impresa. Non si tratta solo delle condizioni meteo. È impossibile andare avanti in questo modo, dopodiché diciamo che dicono che non ci sono i giovani che possono portare avanti queste attività, ma non c'è neanche, ripeto, un aiuto per i giovani. Nessuno ci dà una mano. Sì, l'assicurazione ci può essere quando si tira fuori la somma, però quando c'è questo danno chi ci dà una mano? Lei è assicurato? No, non sono assicurato perché non è conveniente per la mia azienda assicurarsi. E i ristori, ho visto che prima I ristori non arrivano, perché anche l'anno scorso che siamo stati alluvionati assolutamente nessun ristoro da parte né della regione né dello Stato. I danni per il maltempo preoccupano gli amministratori pubblici e le associazioni di categoria, che sottolineano fare gli agricoltori ormai un mestiere da temerari. Gli andamenti climatici stanno veramente cambiando anche l'ordinamento produttivo, perché soprattutto in questa zona dove c'era tantissima storia orticola, dalla patata alla cipolla, grossi cambiamenti climatici hanno portato a aver grosse sofferenze queste colture per colpi di caldo, che non è un altro grosso problema che c'è stato il mese scorso. Il colpo di caldo sulla patata ha creato veramente grossi danni, ecco, e poi ti arriva la grandinata. I ristori arrivano e non arrivano, prevalentemente non arrivano, e ci sono sempre più difficoltà per riuscire a far tornare i conti alle aziende agricole. I raccolti che nel nostro territorio si sviluppano sono questi, non è che possiamo inventarci di fare qualcosa di nuovo, di diverso, perché c'è chi ha gli allevamenti, chi ha il tabacco, questi sono i raccolti che ormai persistono su questo territorio, per cui quando succedono queste situazioni, insomma, la gente deve fare i conti anche che deve sopravvivere comunque anche a questi eventi. Compromessa la produzione, riduzione di produzione, i tempi non sono dei più rosei perché i mercati non aiutano e quindi il tutto si somma. Diciamo che al giorno d'oggi fare agricoltura vuol dire essere proprio dei temerari. Ecco. Senta, ci sono gli estremi anche per pensare a un allarme o chiedere anche delle sovvenzioni? Sì, gli estremi ci sarebbero, solo che non so, ci vorrebbe un'area colpita un po' più ampia, perché di solito se interessa un'intera provincia, allora molto probabilmente si ha forza, comincia a interessare 2 o 3 porzioni di 2 o 3 comuni, non so, però l'area è stata colpita pesantemente. Pace per Gaza e stop al genocidio in corso in Palestina. Ieri sera anche nella Marca le 2 iniziative religiosa e laica per rompere il silenzio su quanto sta accadendo sulla striscia. In Piazza Duomo a Treviso, come in numerose parrocchie, tanti fedeli si sono dati appuntamento per pregare insieme. Il suono delle campane a festa ha rotto il silenzio. Il suono
delle campane e la recita del Rosario, dal Duomo di Treviso a quello di Castelfranco, alle tante parrocchie della diocesi che hanno voluto unirsi per lanciare un messaggio forte e rompere il silenzio su quanto sta accadendo a Gaza. Non c'è più nessuno che riesca a capacitarsi di quello che sta succedendo e siamo tutti presi dal dolore, alle volte anche dall'angoscia e dall'impotenza e continuiamo a non essere tra i potenti della terra, però l'invito che è stato fatto da alcuni uffici e anche accolto, come vedo bene così dalla cattedrale, è un segno almeno che ci siamo e che quello che possiamo fare lo facciamo adesso qui noi nella preghiera, lo facciamo con l'impegno politico, con la testimonianza, con la voglia di costruire realtà di pace. Siamo qui appunto per cercare a nostro modo di fare rumore come siamo stati invitati. È una modalità mai contro nessuno, ma sempre per davvero la fine di questa strage che si sta svolgendo sotto i nostri occhi e che davvero richiede tanta preghiera e anche azione, certamente, e questo insomma nelle sedi adatte. In Piazza Duomo anche il sindaco di Treviso. Anche partecipare a questi momenti di preghiera significa portare un piccolo tassellino verso il ponte della pace. Non è semplice, è uno scenario particolarmente complicato, però è nostro dovere crederci e quindi ringrazio tutti quei cittadini che hanno dedicato la loro domenica sera semplicemente per stringersi attorno alla preghiera. Ed in tanti hanno voluto partecipare recitando la preghiera più popolare attualizzata alla situazione che stiamo vivendo, con spunti dalle dichiarazioni di Papa Leone, del patriarca Pizzaballa, del cardinale Zuppi, del rabbino di Bologna da Paz. Non servirà, ma almeno chi può fa qualcosa, perché sennò sono sempre parole. Noi confidiamo in un altro aiuto, perciò ci sono, volevo esserci. Credo che dobbiamo essere testimoni anche noi e vicino a queste persone, quindi abbiamo sentito questa voglia proprio di essere accanto a loro. Che l'appello del Papa, che l'ha fatto proprio oggi, e la preghiera è l'unica cosa che possiamo fare e dobbiamo fare. In piazza Santa Maria dei Battuti a Treviso, come in tante piazze del paese, la manifestazione laica che invitava a fare rumore per la pace a Gaza. Pentole, coperchi, tamburi, trombe e campanacci. In piazza Santa Maria dei Battuti a Treviso, come in tante altre piazze della Marca, la manifestazione laica che ha fatto rumore con lo scopo, quello di squarciare il silenzio sui massacri della popolazione nella striscia di Gaza. Numerosi cittadini senza simboli di partito, con le bandiere della pace e della Palestina, hanno raccolto l'appello. Un momento di rumore contro il silenzio che continua a calare sul genocidio in corso a Gaza, un genocidio di cui è vittima il popolo palestinese e che non può essere in alcun modo giustificato da un'azione militare che in realtà in questi mesi ha fatto decine di migliaia di vittime tra i civili, compresi donne e 15.000, forse 20.000 bambini. Per questo anche Treviso dice no al silenzio sul massacro a Gaza. È partecipata doverosamente, nonostante il tempo, nonostante la domenica, e siamo qui appunto per fare rumore e per ricordare quello che sta accadendo in Palestina, un genocidio. Il nostro intento è di far sapere da una parte al popolo di Gaza che c'è qualcuno che li difende e dall'altra a chi detiene il potere economico e politico che c'è un malcontento, e questa è l'unica voce che possono comprendere questi signori. Ed ora siamo allo sport con i mondiali di nuoto. Thomas Ceccon, il campione vicentino, sale di nuovo sul podio, bronzo nei 50 farfalla e migliora il record italiano, vola in finale per i 100 d'orso, qualificandosi.
Ha conquistato la medaglia di bronzo nei 50 farfalla e riscritto la storia del record italiano con il tempo di 22,67, migliorando di 1 centesimo il suo 22,68 di 2 anni fa nella finale mondiale che gli permise di arrivare all'oro. Il vicentino Thomas Ceccone, originario di Schio, si mette al collo il bronzo iridato ai mondiali di nuoto di Singapore, poco dopo aver nuotato la gara che gli ha garantito l'accesso alla finale dei 100 metri dorso. Si tratta della seconda medaglia in 2 giorni di gare. Solo ieri la staffetta 4%, in cui l'Italia è salita sul podio per la 4ª volta consecutiva, conquistando l'argento alle spalle dell'Australia, con D'Ambrosio, Ceccone, Zazzeri e Frigo, anche qui portando a casa il nuovo record azzurro. E questa era la nostra ultima notizia, ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata.